La tragedia del Vajont sia studiata a scuola e si faccia al più presto chiarezza sulle ultime sconcertanti notizie emerse in questo periodo. La frana del Monte Toc che sarebbe stata provocata dalla Sade. C'è questo, unito alla vicinanza alle genti del Vajont e all'impegno a vigilare perché fatti tanto tragici non si debbano più ripetere, nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale riunito in seduta straordinaria a Longarone. A 50 anni dalla tragedia del Vajont è necessario passare dalle parole ai fatti e mettere finalmente in atto serie politiche di prevenzione e tutela del territorio. Ecco dunque la vera sfida, la vera commemorazione del Vajont e delle sue 1910 vittime innocenti. Quando ridurremmo lo sfruttamento delle acque e non invece lo accentueremo come si sta facendo, quando daremo a queste comunità autonomia reale, possibilità vera di autogoverno, allora sì dimostreremo di aver capito le ragioni profonde di quella tragedia e avremo anche sul serio chiesto scusa in maniera corretta. La riunione longaronese del Consiglio è stata preceduta da molte polemiche, soprattutto per la data scelta. Ma la commemorazione ufficiale è il 9 ottobre e bisogna essere presenti lì. Il vero ricordo e la vera celebrazione sarà il 9 ottobre. Sul Consiglio di oggi positivo come gesto, ma stendiamo un velo pietoso sull'organizzazione e sul risultato. La risposta del Presidente del Consiglio regionale. Mercoledì ci sono altre istituzioni importanti che vengono qui a Longarone. Volevamo anche come Consiglio regionale esprimere con la venuta al cimitero, con la presenza massiccia dei consiglieri, esprimere la nostra vicinanza a questi luoghi. I consiglieri infatti dopo la riunione in municipio hanno visitato il cimitero delle vittime a Fortogna dove hanno deposto una corona d'alloro. Fortogna, una lunga sequenza di pietre bianche a ricordare le vittime di quella terribile notte.